Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. C'è l'ego, leviamo l'ego, ego levato, ok. Buongiorno a tutti, buongiorno, sono le ore 11 e 12 minuti di questo lunedì 12 giugno 2023. Continuano le mie live per recuperare un po' il tempo perso, soltanto che ovviamente se ne propongono sempre di nuove. Come oggi è arrivato il pacco che abbiamo qui, lo dobbiamo sballare insieme, ma ovviamente come mia consuetudine non è che prendo subito, sballiamo il pacco, c'è una piccola introduzione da fare, anche se questa sarà una live molto molto veloce, non durerà tantissimo, però almeno anche durante questa live qualche aneddoto, qualche cosa da raccontare ce l'ho. Allora, diciamo qui dentro c'è un vinile, come avete letto dalla descrizione, diciamo da ciò che compare come descrizione della live. Questo vinile è una ristampa, ovviamente, in picture disc, di un disco che tra l'altro io già ho anche in vinile, però è anche in varie edizioni, però è un gruppo che mi sta molto molto a cuore. E quindi ogni volta che esce una ristampa, un qualcosa su vinile, io sono sempre lì pronto ad acquistare, anche perché sono dischi molto orecchiabili, molto pop, molto commerciali, e che soprattutto che hanno fatto la storia. Allora, ovviamente io questi album ce li ho anche su CD, ovviamente, e siccome mi era un po' complicato adesso andare a cercare a prendere, anche perché farò una live totalmente dedicata a questo che prima era un gruppo, poi è diventato un solista, però praticamente sono nati come duo. Il nome del gruppo è 883, Max Pezzali e Mauro Repetto. All'epoca erano usciti praticamente con un brano che hanno portato a vedere, a sentire, dice: oh, io ho fatto sto brano, hanno ucciso l'uomo ragno. Potrebbe avere successo? Potrebbe avere successo. Il successo fu immediato, enorme, ne fecero una marea di remix. Io ho diversi remix su dischi colorati, tutti dischi mix, tutti remix di questa canzone, hanno ucciso l'uomo ragno. Poi se ne sono usciti con questo, che è l'LP, dove dentro c'erano tanti brani, uno più bello dell'altro, uno più ballabile dell'altro, e poi ovviamente uscì, io ce l'ho oltre che su CD, ce l'ho anche il triplo vinile, che veramente l'ho consumato. Sono 3 vinili colorati, giallo, arancione e rosso, 3 vinili bellissimi, quelli di 883 Remix 94, perché all'epoca era l'epoca di Radio DJ, era l'epoca di tanti artisti che sfornavano canzoni da discoteca una dopo l'altra. Mi riferisco a Datura, Prezioso, ovviamente sempre durante pure la trasmissione di Albertino, il DJ Time, o anche ovviamente entravano in DJ Parade prepotentemente a gamba tesa, proprio alla grande, Barraca Destroy, per citarne alcune, Pierpa Remix, Stefano Secchi, Uff, troppi ce ne stavano. Stefano Secchi già l'ho detto, Pierpa l'ho detto, chi altro c'era qua? Fargetta già l'ho detto, Barraca Destroy, DJ Mico, quello che ha remixato WhatsApp, insomma tanti si diciamo prestavano a fare i remix di questi brani che erano talmente belli che poi quando mettevano i DJ mettevano un brano degli 883 preso da quest'album qui, o anche da questo in versioni remix, le piste si riempivano alla grande, proprio come non ci fosse un domani. La donna, il sogno, il grande incubo, Nord Sud Ovest Est. E quindi guardate, poi erano molto accattivanti le copertine. Per l'epoca queste erano copertine spettacolari. Guardate il CD dentro, cioè lasciate stare che mostra al contrario, cioè questo era praticamente hanno ucciso l'uomo ragno, Nord Sud Ovest Est, tutto colorato, coi fumetti,
Guardate che all'epoca che i fumetti andavano per la maggiore, proprio alla grande, c'è stato il boom dei fumetti, eccetera. Fare dei CD e farli così, allora, mettiamoli tutti dallo stesso verso. La donna, il sogno, il grande incubo. Guardate. La donna, il sogno, il grande incubo. L'hotel. Vedete l'interno dell'hotel? La donna, il sogno, il grande incubo. Questo lo sto aspettando in picture disc, è uscito, ma ne hanno fatte talmente poche copie. La dura legge del gol. Bellissimo anche questo successo. Hanno fatto diciamo un picture disc su vinile e un lato del picture disc è identico a questo. È un pallone giallo e nero, giallo chiaro chiaro e nero, ed è uno spettacolo. La dura legge del gol su picture disc. Non l'hanno ancora ristampato questo, la dura legge del gol. Poi abbiamo visto questo, io ce l'ho su triplo vinile, bellissimo, tutti utilizzatissimi i dischi. Poi c'è sta questo che è un singolo, Max Pezzali, un singolo. Ci sono anch'io, vedete, guardate che bello, questi erano i CD singoli che uscivano all'epoca, quando ancora c'erano i vinili, però il CD stava prendendo il sopravvento. Poi vabbè, vi faccio vedere qualcun altro così. Questo è Max Pezzali quando, diciamo, da solista. Questo è Max 20, 2 CD mi pare che sono. No, Max 20 è uno solo. Max 20. Vedete? Bellissimo. Io, guarda, sia Max Pezzali, grazie mille. Questo è sempre 883. Grazie mille. Il viaggio in Giappone. Guardate che bello, con tutti i manga. Qua ci sono disegnati i manga, vedete? Uno più bello dell'altro, è qua sempre firmato ancora 883 Max Pezzali, uno in più, nient'altro che un numero. E quando uno fa il compleanno è uno in più, ma è solo un numero. Solo un numero. Andiamo avanti, tutto Max. Tutto Max. Questo è 2 CD, vedete? C'è scritto 2 CD. Tutto Max. Guardate che bello anche questo. Andiamo avanti, che sennò viene una live troppo lunga. Questo è un live. Max Pezzali Live 2008. Max Pezzali Live 2008, bellissimo anche questo. Tutti originali. Terraferma. Max Pezzali Live, nuova edizione, 3 bonus track in più. Vedete? Grande Max Pezzali 883. E poi l'ultimo che vi faccio vedere è Il mondo insieme a te. Questo è, diciamo, tutto, quasi tutto di cartone. Guardate, si apre Gatefold. Guardate. Doppio CD anche questo. Il mondo insieme a te. Guardate dietro che spettacolo. Ah, c'è pure un DVD, quindi uno è un CD e uno è un DVD. E infatti questo sotto c'è DVD video. Vedete, io non neanche me lo ricordo perché purtroppo è tanto che non li sento. Ma adesso coglierò la palla al balzo e mi risentirò tantissimi dei CD che ho. Proprio per questo, perché voglio rimettere un po' d'ordine in tutte le mie collezioni. Allora, guardate, questo è il pacco di Amazon che andiamo adesso ad aprire. C'è l'apertura facilitata, sempre, vedete? E l'apriamo proprio insieme a voi. Ok. Andiamo a vedere. Allora, apriamolo così. Sotto sopra, no. Apriamolo così. Tac. Allora, edizione straordinaria, picture disc nord sud ovest est, picture disc, andiamo a girarlo.
doppio vinile, secondo vinile bianco, edizione limitata, ed ecco il numero 2161, edizione limitata, però chissà quante ne hanno fatte, perché limitata numerata, però limitata fino a un certo punto, perché non si sa quante ne hanno fatte. Le hanno numerate tutte quante, però non si sa quante stampe sono state fatte. 2161, però non si sa quante copie ne sono state fatte. Vedete, qui è un po' girato il vinile in questo caso rispetto all'immagine di fuori, però basta girare leggermente. Allora, guardate qui che bello questo adesivo con scritto 30° anniversario dal 1993 al 2003, picture disc e vinile bianco, tutto da 180 grammi. Bellissimo questo vinile in picture disc. A me i picture disc sono sempre piaciuti tantissimo e ce ne ho tantissimi di picture disc, ma proprio tanti. Allora, ovviamente andiamo a rileggere, ma se noi confrontiamo con le altre edizioni che già ho, eccetera, allora andiamo a confrontare. Allora, questo è Nord Sud Ovest Est originale. Allora, andiamo a vedere. La disco 1 lato A, va bene, è il Pappagallo, prima canzone. Sei un mito, non ci spezziamo, come mai, è rotta per casa di Dio. E sono in ordine precise il Pappagallo. Sei un mito, non ci spezziamo, come mai, è rotta per casa di Dio. Perfetto. Poi queste le so tutte a memoria, io ancora adesso, dopo tanti anni, io ancora quando le mettono per radio le canto come se le avessi sentite ieri, eppure magari sono 10 anni che non le sento. Lato B, brano che ha dato il titolo all'album, Nord Sud Ovest Est, ma perché Weekend, Cumuli e Nella Notte. E così si conclude, diciamo, l'LP che uscì anche all'epoca nel 93. Allora, il disco bianco bonus, il bonus disc, contiene dei brani in più che non c'erano nel vinile originale all'epoca nel 93, e vediamo se sono compresi qua, perché anche qui c'erano delle bonus track. Vedete, questo è scritto in rosso, vedete? Questo è scritto in rosso, sono delle bonus track nel CD. Allora andiamo a vedere. Caterina aeroplano che te ne vai lontano da qui, chissà cosa vedrà. Vabbè, allora l'ultimo bicchiere demo version, e c'è anche qui. Poi c'è sta Come mai Bliss Team Remix, c'è. Manca Sei un mito Stefano Sicchi Remix, c'è, cambiato l'ordine. Poi c'è Nord Sud Ovest Est Datura Sonora Remix, c'è, e Nella Notte Remix. Quindi praticamente questo doppio vinile che trovate ancora su Amazon o anche alla discoteca laziale, questo doppio vinile, ripeto, numerato, questo doppio vinile non è altro che la trasposizione su vinile di questo CD. È identico, praticamente sono gli stessi identici brani presi da questo CD, e nel vinile bianco trovate questi, non nell'ordine così, perché hanno invertito Sei un mito con Come mai. Quindi l'ordine è leggerissimamente per una canzone diverso. Però diciamo per quanto riguarda invece l'album originale, questo, l'ordine dei brani è rimasto invariato, quindi il picture disc va benissimo, il picture disc è identico a questo CD. E adesso andiamo a vedere invece, qua c'è un fumetto, vediamo un po' qui, e qui il fumetto è identico. Ovviamente qua io non riesco a leggere niente sul fumetto, vedete che le cose sono scritte molto piccole, neanche le mette a fuoco la telecamera. Qui sono scritte, ovviamente, avendo più spazio, un po' più grandi, però diciamo che mettendo vicino il CD e il vinile, come vedete, è praticamente la stessa cosa. Come posso mettere di qua, così. Praticamente questo vinile hanno stampato questa immagine più grossa, ok? Allora vediamo che altro c'è. Ovviamente
PEC 2000 Atlantic Warner Music a Warner Music Group Company. Unauthorized copying prohibited. Però perché parla di 2000? Questi hanno acquisito i diritti nel 2000 di questo album che è del 93, però tra l'altro il 93 vietato il noleggio, made in Italy, unauthorized copying, hearing, leading, public performance and broadcasting of this recording prohibited. Vietato il noleggio, mezzo scritto in italiano, mezzo scritto in inglese, mezzo in giapponese, mezzo in tedesco, mezzo in napoletano, mezzo in romano. Qui non si capisce più niente, ragazzi. Ho capito che siamo diventati internazionali, però a questo punto o lo scrivete tutto in inglese, qui vedete? C'è scritto unauthorized copying, hearing, leading, public performance and broadcasting of these records prohibited. Vietato il noleggio in italiano. Poi un'altra volta in inglese, made in Italy, made in Italy. Ma che vuol dire? Ma chi caspiro ci sta più? Soprattutto che noleggia i vinili, mi sa che non c'è mai stato nessuno. Boh, non mi pare, almeno a mente mia, forse non l'ho mai cercati perché l'ho sempre voluti comprare. Io ero affezionato. Buongiorno a Willy, benvenuto tra noi Willy, grazie. Non ho mai visto nessuno che si è messo a noleggiare i vinili. Potrebbe essere un'idea, perché con quello che sono arrivati a costare questi vinili, guardate che la discoteca laziale stava a 41 euro circa fino a una settimana fa, prima che uscisse. Come è uscito è tornato al suo prezzo, che è 44 euro. Cioè questo io l'ho preso ovviamente al prezzo minimo garantito, l'ho comprato più di un mese fa, quando su Amazon è uscito il preordine. Io l'ho comprato al prezzo minimo garantito, ora me lo dirà mia moglie quant'è, perché mi pare che è andato un giorno in offerta, non so, ma un po' di meno l'ho pagato, mi pare 39. Sempre tanto è, però trattasi, come io dico sempre nelle mie live, allora, tra un disco usato, adesso stanno tutti nel corridoio i vinili, c'ho un Kallax pieno di vinili usati, non ho pensato a prenderlo. Comunque, tenendo in mano magari questo che è troppo bello, io poi questi picture disc mi piacciono troppo, tenendo in mano questo vi racconto questa cosa che un po' la dico sempre, magari un po' più brevemente. Allora, su un'opera diciamo già stampata, che già si è ripagata tutti i diritti, tutta l'IVA, tutte le tasse, la SIAE e tutto quello che c'è nel prezzo di un prodotto, si è già pagato quando un acquirente l'ha comprato da un venditore. Ok? Quindi tutte questi soldi, tutte queste percentuali che aggravano sul prezzo di un bene sono già state pagate dall'ultimo venditore, ok? In quel momento il bene è diventato di seconda mano, ok? Una volta diventato di seconda mano vuol dire che se uno lo va a comprare usato ci devi levare l'IVA, ci devi levare la SIAE, ci devi levare i soldi che costa pubblicare quell'opera, perché ovviamente si sono già ammortizzati con tutte le copie che sono state stampate e vendute, ok? Quindi non c'è più. Con i polesi si possono noleggiare. Boh, però qui c'è scritto in italiano vietato il noleggio, vedi? In alcuni paesi, allora scrivilo in inglese. Invece qui c'è scritto in italiano vietato il noleggio, quindi è riferito all'Italia. Willy, se era scritto in inglese potevo capire, dici ok, ne stampi una sola copia, la mandi diciamo in tutto il mondo e allora va bene, però scrivilo in inglese. Vietato il noleggio, perché scriverlo in italiano? Cioè io queste sono le cose che non capisco, vedi qui c'è scritto vietato il noleggio, qui vedi? Opla, non so come metterlo, vietato il noleggio, poi c'è scritto made in Italy, SIA e tutto quanto il resto, però vietato il noleggio è scritto in italiano. Ok? Quindi stavo dicendo, quando fanno un'opera del genere invece che viene ristampata nel 2023, allora qui c'è diciamo ci devi comprendere nel prezzo di quest'opera nuova chi fa il remastering, quindi bisogna riascoltarsi
tutti i brani per vedere che non c'è qualche imperfezione, che diciamo il suono è registrato alla massima qualità, che sia stereo, che sia diciamo un suono pulito, che l'equalizzazione sia ad hoc, bassi. Io semplifico dicendo bassi, medi, alti, ma negli studi di registrazione c'hanno i mixer a 24 canali, cioè 24 bande per ogni canale, cioè a quel punto devi fare un lavoro abbastanza importante di mixaggio, di remix, non è un remix inteso come remix da discoteca, ma è una riedizione di quei brani per renderla poi attuale, ascoltabile con gli sterei attuali, che la maggior parte dentro casa, pure se hanno un giradischi analogico per ascoltare questo vinile, poi magari va a finire dentro un amplificatore 5.1 che lavora tutto in digitale, e quindi bisogna avere una fonte che nella conversione da analogico a digitale perda il meno possibile, quindi c'è un accorgimento in più. Poi non solo, quindi devi pagare chi lavora sull'audio. Una volta fatta la parte audio bisogna rifare un'altra volta i master per incidere i vinili. Ovviamente in questo caso per il numero di copie non lo so se ne avranno fatti, io ho 2000 e qualche cosa, che numero è questa copia? 2161, mettiamo che questa è la copia 2161, ne avranno fatte 4000 copie. Allora una volta ne stampavano, per cominciare, se era un disco che sicuramente andava di successo, 1 milione di copie così, e servivano più master, non è che ne bastava uno. In questo caso secondo me con un master, vogliamo di 10 giorni di lavoro, le fai 3.000 copie, 4.000 copie le fai tranquillamente, perché adesso se sono tutte uguali, tutte quante, 500 copie al giorno si stampano tranquillamente, non c'è problema. 500 anche qualcosa di più si stampano tranquillamente, anche a partire da un unico master. Ma una volta che si parlava di 1 milione di copie per tutta l'Italia, e ci volevano, non lo so, mo dico una stupidaggine, 1 migliaio di master, che erano quelli poi che erano i positivi, che poi venivano schiacciati con le presse per fare il vinile, che poi è il negativo ed è quello che noi possiamo mettere sul giradischi. Ok? Quindi c'è un'enorme differenza tra l'epoca e adesso. Quindi adesso bisogna fare pure il master. Una volta fatto il master vanno incisi tutti quanti i dischi, un'operazione che al giorno d'oggi viene quasi fatta esclusivamente tutta quanta a mano da oramai artigiani, perché non conviene quasi più farla in automatico e mettere in piedi un'intera fabbrica. Oddio, ci stanno le fabbriche perché magari prendono più ordinazioni, più dischi diversi, e quindi niente, stavo dicendo che no, qui si parla un po', mi sono arrivati dei messaggi ovviamente nei gruppi, ma poi risponderò dopo. Allora, stavo dicendo, quindi va fatto il master e poi vengono pressate a mano tutte le singole copie. Stavo dicendo che magari qualche fabbrica ancora c'è che magari prende soltanto grosse distribuzioni, quindi grossi cantanti che stampano 3-4 mila copie, 5 mila copie, e quindi tutti i giorni ce n'hanno da fare tantissime, però sono di tanti cantanti diversi. Prima solo gli 883 stampavano 1 milione di copie, ok? Questa è la grossa differenza. Però intanto su questo bene c'è da ripagare l'IVA, c'è da ripagare la SIAE, che sono i diritti d'autore, ci stanno da ripagare diciamo tutte le altre tasse annesse e connesse alla produzione di un bene, quindi diciamo che il prezzo finale di questo bene nuovo è giustificato dal fatto che è stato prodotto da zero, ok? Ripartendo diciamo dai master, però è un lavoro fatto da zero, ok? E quindi questo è giustificato. Non giustifico invece i prezzi, tranne che di qualche vinile che ne sono rimaste in giro poche copie anche dell'epoca. Infatti stavo parlando col mio edicolante, gli dicevo che praticamente i vinili per assurdo valgono di più quelli del 2016 che ne hanno stampate 1000-2000 copie, piuttosto che quelli degli anni 90 che ne hanno stampate 1 milione di copie. Poi tra quelli che valgono un po' di più ci sono quelli, le copie di quando non c'erano ancora gli sterei dentro casa di tutti. Noi
soprattutto quelli nati come me negli anni 70, nella prima metà degli anni 70, non si ricorderanno lo stereo dentro casa negli anni 70. Negli anni 80 e 90 ci fu il boom degli sterei Sony, Pioneer, Kenwood, un sacco di marche, eccetera. Ognuno si era fatto il suo bello stereo composto da tuner, amplificatore, casse, piastra e giradischi. Praticamente poi si aggiunse negli anni 90, seconda metà degli anni 90, anche un bel lettore CD. E qui sono prodotti in Cina. No, non è vero che sono prodotti in Cina. Hanno piantato tutta la produzione in Asia per via dei costi. La qualità è molto buona. Non è vero che sono tutte in Cina, perché io, porca miseria, l'ho levata 2 o 3 giorni fa. C'avevo ancora qui, diciamo, la pubblicità di un laboratorio che sta qui a Roma, ma in Italia ce ne sono, mi pare, una trentina, 30-40 laboratori che stampano ancora su vinile piccole e medie quantità. Ovviamente più sali di quantità meno costa la stampa, ovviamente, perché io, come sapete, quando è ritornato in voga il vinile, avevo tanti amici DJ sparsi per l'Italia, uno tra tutti è Deepak Murthy, che saluto, che lui non era tanto un DJ, ma era più un compositore, conoscitore di musica a 360 gradi, e ha fatto dei brani molto molto belli, soprattutto progressive, commercial progressive. Io ce li ho tutti i suoi brani su vinile, e lui li faceva stampare da una di queste ditte, lui è di Pisa, che stava più o meno vicino a lui, le comprava, le faceva stampare e poi ce le mandava lui pure belle autografate. Saluto tanto Diva, che non ci sentiamo da una vita, da tanti anni, e oltre a lui c'erano tanti altri DJ che avevano cominciato a proporre diciamo la loro musica anche su vinile invece che solo su Amazon e in digitale, e io ce n'ho anche altri di dischi. L'altro è Daddo DJ. Daddo DJ pure ha fatto stampare un vinile molto molto bello. Saluto Danilo, Daddo DJ, con 2D, no Dado, DJ Dado, quello di X-Files, no, Daddo DJ con 2D. Daddo DJ, pure il suo vinile io ce l'ho comprato all'epoca, pure lui l'ha fatto stampare sempre qua in Italia. Io quando vado al Vinyl Village qui a Roma, lì si fanno pubblicità diverse case discografiche che ancora stampano vinili. Ovviamente le grandi distribuzioni, quindi si parla oltre 5.000 copie, la maggior parte, pure io, è vero, le ho trovate all'estero, però all'estero non in Cina, all'estero in tutta Europa, ok? In tutta Europa, in varie parti dell'Europa. Uno mi pare che sta in Belgio, una grande fabbrica di vinili in Belgio, e loro stampano da minimo 5.000 copie, da 5.000 copie in su, quindi fanno grosse tirature, e ti fanno personalizzare, se vuoi, il cartone esterno personalizzato, come in questo caso, vedete, non è tutto nero, perché sennò per risparmiare sui costi uno può fare il vinile nero dentro una busta sempre di cartone buono, antistatico eccetera, però tutto di un fondo nero, e costa meno che fare una stampa tutta a colori come questa qua, vedete? Poi un'altra cosa, un altro costo, qui c'è il grafico, che un'altra volta deve riandare a elaborare un attimo la copertina, andare ad aggiornare tutte le scritte col 2023, tutti i copyright, tutto il codice a barre cambia ovviamente, perché ogni stampa, ogni edizione ha il suo codice a barre personale di ogni edizione, e quindi ecco, lasciamo così che si vede bene, e quindi ci sono dei costi da aggiungere sempre alla lavorazione di questo bene, e quindi è normale che i costi lievitano. Mentre invece i costi pure della grafica di un disco usato, e quelli già sono stati ripagati, cioè il grafico già ha preso i soldi nel 93, ma perché glieli dobbiamo ripagarli? Cioè è inutile che un disco di questi usati costi così tanto. Questa è la mia opinione, per carità, io non mi voglio mettere contro nessuno, fermo restando ovviamente per dei vinili. Stavo dicendo, per esempio, parlavo prima che tutti avessimo il giradischi dentro casa. I vinili venivano prodotti per le radio, ok? Soprattutto per le radio, per le discoteche, e per qualche collezionista
un po' più facoltoso, perché all'epoca negli anni 60-70 costavano parecchio questi sterei, che se li voleva mettere dentro casa. Quindi la tiratura negli anni 50, 60, 70 era molto limitata, quasi come è limitata adesso nella stampa dei vinili. E quindi quei vinili degli anni 60-70 hanno un valore mediamente più alto rispetto a quelli degli anni 80-90, che ne sono stati stampati molti di più. C'è stato il boom dei vinili, cioè poi tra gli anni 80 e i 90, cioè i vinili stavano dentro a tutte le case, chi gli piaceva Cocciante, chi gli piaceva Michael Jackson, chi Madonna, chi i Pink Floyd, gli U2, e c'era cioè ognuno di questi che ho nominato stampavano milioni di vinili, ok? Perché poi disco di platino, disco d'oro, disco d'argento, cioè bisognava pure raggiungere una certa vendita. È vero che c'erano anche queste che contribuivano al raggiungimento delle copie vendute, perché all'epoca non c'era il digitale. Anni 80-90 il digitale non contava niente. Per raggiungere i dischi di platino, i dischi d'oro, eccetera, contavano le copie vendute originali con tanto di bollino SIAE. Ecco, vedete qua il bollino SIAE, in questo caso era un timbro che sta qui, vedete questo timbro? Quel timbro c'è scritto SIAE. Aspettate, vi faccio vedere. Questa è una cassetta originale. Vedete, questo è il timbro della SIAE e veniva apposto su ogni singola cassetta, in modo che la SIAE sapeva quante copie erano state fatte, per esempio, di questa cassetta. Ok? Sì, io pure ce l'ho anche su LP. Questo io ho il Masterpiece 1, ce l'ho, mi pare, 5 copie. Te ne faccio vedere un'altra. Questa pure si conosce parecchio. Pole Position. Io questa pure ce l'ho su vinile. Se mi seguite poi su Facebook ci sono tutte le copertine dei miei vinili, che all'epoca le pubblicavo vicino al giradischi. Adesso dovrò ricominciare a pubblicare le copertine dei miei vinili come foto statica. Magari le metto pure su Instagram, che è un sito proprio dedicato alle foto, anche se adesso sto ripubblicando un po' di sigle TV, c'ho un sacco di cose in progetto, infatti non ce la faccio mai, pubblico una continuazione. Ieri ho pubblicato un video sul canale YouTube molto bello, perché sabato con la famiglia siamo andati alla terza edizione del Commodore Day vicino Rieti, e niente, lì ho trovato un Commodore 64 con la Ultimate 2 Plus, su cui girava una demo molto bella dei Depeche Mode, e l'ho pubblicata mettendo l'originale in alto piccolino, perché ovviamente andando a riprendere con un cellulare moderno un monitor a tubo catodico, era il 1084S della Commodore, veniva tutta a righe, e quindi io ho messo in alto, in alta a destra, sì, ho messo in alto a destra, ho messo piccolino l'originale, preso direttamente dall'uscita videocomposita del Commodore 64, registrata in digitale, e c'è il filmato come si vedrebbe diciamo dall'uscita, è il filmato come si vede nella ripresa diretta. Però quello che mi ha colpito era che girava su un Commodore 64 reale, Real C64, con la Ultimate 2. Quella demo dei Depeche Mode girerebbe anche su un Commodore 64 semplicemente con la REU, la 1764, che è la RAM Expansion Unit. Bellissimo quel brano dei Depeche Mode. Andatelo a vedere questo video, vi invito a vederlo, perché è fatto molto molto bene, una demo stupenda per Commodore 64. Allora, sono rimasto molto soddisfatto dell'acquisto, molto soddisfatto di questo Picture Disc, anche perché questa è l'edizione limitata, numerata, anche se io quando dico questa, per me non è un'edizione limitata, ma è un'edizione numerata, perché tu non mi hai limitato il numero di copie. Così se tu adesso vedi che ne vendi in altre 1000, ne hai fatte 4000, te ne servono altre 1000, continui, fai 4001, 4002, 4003 e vai avanti con questo numero. Se invece su questo numero ci fosse stato scritto 2161 di 4000, allora tu oltre 4000 non potevi andare, dovevi fare un'altra edizione, ok? E io avevo magari la 2161 di 4000. Queste secondo me si troverà ancora per parecchio, visto che l'hanno numerata così. Secondo me questa si può definire Picture Disc, Colored Disc, perché dentro c'è un disco bianco anche, doppio vinile,
edizione numerata ma non limitata. Non limitata perché non c'è scritto quante copie ne hanno fatte. Per me questa non è una edizione limitata. Limitata magari nel tempo, ma non nel numero delle copie. Magari si troverà per un mese e poi non si trova più. Allora me ce devi scrivere limitata nel tempo, edizione limitata nel tempo, e ci metti il numeretto, ma cioè, però secondo me per essere una vera edizione, e infatti qui non c'è scritto tra l'altro neanche numerata, perché questo è il bollino che io tanto vado a staccare perché me lo vado a conservare. Questo ce li ho tutti conservati, poi li vedremo. Qua c'è scritto, vedete, non si mette bene a fuoco, picture disc più vinile 180 grammi bianco, nord sud ovest est, quindi non c'è scritto neanche numerata, capito? Quindi è quello che a me lascia perplesso, ok? Quindi niente. Allora, detto questo, la live è durata più o meno 40 minuti, quello che volevo fare. Abbiamo visto un po' di CD degli 883, abbiamo sballato insieme questo bellissimo picture disc. Voi lo sapete che io li lascio imballati, tanto li posso sentire in tantissimi modi. Io li prendo per collezione mia personale, proprio io ci tengo ad averli come collezione personale, ok? Allora, in chiusura di live vi invito a visitare il mio sito principale, che è www.classe74.it. Da questo voi potrete accedere anche a legolando.it, un sito interamente dedicato ai Lego, a starwarsstore.it, che è un sito dedicato alla galassia lontana lontana, al mondo, all'universo di Star Wars, a tutto ciò che rappresenta e a tutto ciò che è il merchandising che gira intorno a questo franchise, ok? Poi c'è renijstore.it, un sito a cui sono molto legato perché io, patito di musica, ho cercato di fare un sito dove ho diciamo diviso per categorie, per esempio i giradischi a trazione a cinghia li ho divisi da quelle a trazione diretta, i CDJ li ho divisi tra quelli che leggono anche i CD e quelli che invece leggono solo chiavette o file digitali. Le console le ho divise tra quelle stand alone che funzionano senza computer, da quelle invece che richiedono per forza un computer e si attaccano via USB ad un qualsiasi computer, PC, portatile, fisso, quello che vi pare. Poi ho messo, diciamo, tutti i vari mobiletti per gli impianti sterei e non per, diciamo, l'impianto videoludico di casa. Ci si possono mettere le Xbox, le PlayStation, amplificatori 5.1, e sono dei mobiletti che ricordano molto quelli degli anni 90 su cui prima c'erano gli sterei poggiati sopra. Non ultimo, cioè l'ultimo a essere menzionato ma non ultimo in ordine di importanza, è il mondo del vinile.it, dove adesso vado a mettere anche il link a questo stupendo picture disc, ok? Quindi lì nel mondo del vinile.it ho cercato di separare i dischi in vendita su Amazon, quelli diciamo in picture disc, quelli colorati, quelli edizione limitata, quelli autografati. Insomma, ho cercato di dare un ordine a quelli che sono i vinili in vendita su Amazon, ok? Quindi andate sul mondo del vinile.it. Niente, io adesso termino qui questa prima live. Vedrò se io la sera sto sempre impicciato perché io ho questo posto qua, però qua è il salone e spesso ci si mettono anche mia moglie e mia figlia e quindi non posso fare live, però ho una live in serbo veramente da non perdere. Vediamo se questa sera ce la faccio ad andare in live, ok? Detto questo vi saluto, grazie per essere stati qui con me, vi aspetto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella perché è l'unico modo che avete per sapere quando io vado in live. Io non ho un orario, come ho un attimo di tempo, prendo e vado in live, ok? Quindi vi ripeto, dovete attivare la campanella, vi arriverà l'avviso, ReniJ è in live, ok? Un saluto a tutti, ci vediamo presto, ciao a tutti!